Como Regina 1-1, Carrarese Sud Tirol 2-1, Virtus Entella San Marino 2-0, Feralpi Salò Albino Leffe 2-2, Lumezzane Pro Patria 1-2, Pavia Cremonese 1-1, Venezia Pro Vercelli 1-1, Vicenza Savona 4-0. La classifica al comando la Virtus Entella con 27 punti, Pro Vercelli 25, Savona Cremonese 19, Venezia e Vicenza 17, Como 15, Albino Leffe 14, Lumezzane, Sud Tirol, Feralpi Salò 12, Reggiana, Carrarese 11, Pro Patria e San Marino 10, chiude il Pavia con 7 punti. Cala il poker il Vicenza contro il Savona, poker di vittorie consecutive e 4-0 alla squadra ligure. Partita che si sblocca dopo 12 minuti di gioco, corner di Giacomelli, deviazione di carta e ultimo tocco sotto misura di Luca Di Matteo al 12°. Il Vicenza è in vantaggio per 1-0. Pareggia il Savona con il colpo di testa da parte di Cesarini, era però in offside il numero 10 della squadra ligure. Ancora Cesarini per Virdis, grande occasione, chiude lo specchio Ravaglia. Vicenza che replica con un calcio d'angolo di Giacomelli, il pallone arriva al limite dell'area di rigore a Delia, lo gira di prima intenzione, palla non lontana dal palo di sinistra della porta difesa da Aresti. Doppio contatto dubbio in area, cadono Camisa e Padalino, per l'arbitro fallo di confusione in attacco. Proteste anche da parte del Savona per un altro contatto dubbio, quello di Camisa con Cesarini. L'arbitro ammonisce per simulazione il numero 10 del Savona. E così, tra decisioni arbitrali che non convincono pienamente, Cesarini si trova tu per tu con Ravaglia, bravissimo a deviargli il pallone in calcio d'angolo. Eravamo al 37° minuto e la svolta arriva con la doppia ammonizione di De Martis, cartellino giallo e poi rosso per il numero 7 e Savona che resta in 10 uomini. Si chiude il tempo con la grande azione di Tulli che tutto solo se ne va e calcia oltre la trasversale. Il Vicenza riprende nel secondo tempo, forte del vantaggio di gol, forte della superiorità numerica e forte soprattutto del contatto tra Tulli ed Aresti. Espulsione esagerata del portiere ligure, sostituzione con il secondo portiere Boerchio, esce Cesarini dal dischetto, Jadid per il 2-0 all'8° minuto a chiudere i conti. Savona in 9 uomini sotto di 2 gol, Vicenza che imperversa arriva vicino al gol con Tulli, bravo Boerchio a dire di no, e poi con la grande giocata di Jadid per Tiribocchi che la gira di prima intenzione in porta, confeziona davvero una meraviglia, ancora più bella del gol con il Lumezzane. Andiamo a riapprezzarlo a rallenti. Vicenza 3-0 con Tiribocchi che era entrato pochi minuti prima in sostituzione di Tulli. Ancora il tir davanti all'estremo difensore Boerchio che lo riesce a stregare e a rimpallargli il pallone. Ci prova anche Mustacchio, pallone sopra la traversa, con un Vicenza che cerca di arrivare in tutti i modi al poker che arriva dopo che Filippi si allunga il pallone, Boerchio pasticcia e lo scavetto di Giacomelli deposita in rete. Ci prova anche Tiribocchi per il pokerissimo, ma sarebbe stato davvero troppo. Finisce con il cerchio di giocatori che festeggiano e domenica c'è la Pro Vercelli. Contro il Savona era considerato il primo dei 3 big match di questo trittico che poi vede il Vicenza a Vercelli e poi con la Cremonese, quindi buona la prima. Sì, buona la prima, abbiamo visto che il Savona già dalle prime battute è una squadra forte, una squadra molto forte. Noi siamo stati bravi a fare il gol sul calcio d'angolo, loro sono stati meno bravi in quell'occasione che gli è capitato su un errore nostro, però si è visto che è una squadra solida, massiccia, che merita sicuramente il posto dov'è. Savona che si è lamentato per qualche episodio, l'espulsione, forse un calcio di rigore. No, io dalla panchina ho visto l'espulsione giusta perché ha preso la palla con le mani, però il calcio di rigore sinceramente non riesco a vedere così lontano. Vicenza che poi in 11 contro 10 poi ha avuto l'episodio che ha dato il taglio definitivo alla partita, calcio di rigore ed espulsione, Savona è rimasto in 9. Sì, ha avuto il calcio di punizione, l'espulsione, rigore netto, perciò è ovvio che dopo l'1-0, dopo il 2-0 la partita è stata gestita molto bene, direi. Quarta vittoria consecutiva, sono 10 risultati utili senza sconfitte. E questa è una buona cosa. Allora cerchiamo di andare avanti, insomma, dobbiamo correggere un po', oggi abbiamo fatto un paio di errori dietro che non vanno fatti, però penso che sicuramente la strada è questa, lavoro, aiutare questi ragazzi a uscire da una situazione insomma, che non era bella per niente, mi sembra che stiano facendo bene.
È arrivato anche il tuo primo gol di quest'anno in maglia biancorossa, quindi tutto bene? Sì, dai, sono abbastanza contento anche perché venivo da un momento personalmente non positivo e quindi diciamo che voglio dare un contributo importante alla squadra. È stato il gol apriacque, diciamo. Comunque siamo stati anche noi bravi poi a gestire la partita e a portarci a nostro favore gli episodi.